sto tornando nel luogo, in questi luoghi magici della costa genovese verso Levante, verso Quarto dei Mille, in prossimità di quegli scogli di cui abbiamo già parlato, da dove partì la spedizione di Garibaldi. Attenzione, perché le curiosità che vi sto per raccontare oggi, i segreti, ci riportano a una notte particolare, la notte tra il 5 e il 6 maggio del 1860. Sotto il comando di Nino Bixio, un gruppo di garibaldini si impossessò del Piemonte e del Lombardo, le due imbarcazioni principali, le più importanti, con cui salparono proprio da questi scogli. Raccontiamo qualche segreto, qualche curiosità legato a questa storia. Attenzione, tenetevi forte. Pantaloni grigi a campana alla marinara, camicia rossa stretta con fazzoletto di seta colorata al collo e un gran poncio sudamericano sulle spalle, abbigliamento che Garibaldi indossò poi per il resto della sua vita. A Quarto partirono verso le 10 di sera e Garibaldi sale in barca per ultimo e, per ritardare il più possibile l'annuncio della notizia al governo borbonico, ordina di effettuare 3 tagli alla linea telegrafica. Il primo di notte ai giardini pubblici di Genova, il secondo a Quarto e un terzo nelle vicinanze di Camogli. Peccato che, nonostante i tagli, i borbonici erano già informati del progetto di spedizione ancora prima che questa salpasse. Una volta partiti, Garibaldi domandò all'ufficiale: Quanti siamo in tutto? Comarinai, siamo più di 1000, Garibaldi. Quanta gente! Un'altra curiosità? Dovete sapere che allo sbarco di Marsala i garibaldini a indossare le giubbe rosse erano poco più di 50, perché infatti durante il viaggio furono distribuite appena poco più di 50 giubbe rosse. Ma alla fine quello che conta è che l'eroe dei due mondi riuscì nella sua impresa straordinaria. Garibaldi e l'Italia, legati indissolubilmente per l'unità del nostro paese. Ebbene, per oggi è tutto. Io vi do l'appuntamento al prossimo Segreto d'Esena. Seguite il canale YouTube Dario il Leggendario, iscrivetevi, invitate i vostri amici a iscrivervi, ma soprattutto condividete i nostri servizi, i nostri video. Da Dario il Leggendario ancora un saluto. Ci vediamo molto presto.